Silenzio, signor segretario, procediamo con la presa. Voti: 1 Petitto, 2 Negrone, 3 Arace, 4 Merillo, Assente giustificato. Russo Francesco, assente. Genovese Antonio, assente. D'Avanzo presente 5, Raggi 6, Giordano Marietta 7, Giacobbe 8, Iorio assente, Cuciniello Mario presente 9, Cuciniello Salvatore assente, Tornatore 10, Grella 11, Bercovo Adriana 12, Miro 13, Matetic 14, Iannacone 15, Poppa 16, Festa, Pericolo 17, Ambrosone 18, Dilotta 19, Galluccio 20, Preziosi Costantino non c'è, dai. Preziosi Costantino 21, Palumbo 22, Battista 23, Spezia 24, Montanile 25, Cicalese 26, Giordano è giustificato per istituzionale. Quindi è entrato Tonino Genovese 27. 27, quindi la seconda fase dichiaro aperta la seduta. Prima di iniziare i lavori devo giustificare il consigliere Metillo, l'assessore Spagnolo, l'assessore Vietri che assenti per motivi personali. Cedo la parola al consigliere Cicalese per delle comunicazioni. Presidente, Sindaco, consiglieri, assessori tutti, grazie per avermi dato la parola per poter chiarire ulteriormente quello che si sta verificando in questi ultimi giorni. Ho il piacere che c'è il signor Sindaco, il quale può chiaramente dichiarare quando io adesso qui sto. Il sottoscritto, candidato a sindaco di 3 liste civiche, durante tutta la campagna elettorale ha, insieme a tutti i rappresentanti, parlato di lista civica. All'indomani dell'insuccesso che noi abbiamo avuto, perché ognuno di noi penso che la propria ambizione è quella di vincere o di arrivare al ballottaggio. Io, per motivi di carattere personale, e l'ho espresso personalmente diviso al signor Sindaco, che non lo avrei votato, come non avrei votato l'altro candidato per un problema mio personale, ma la campagna elettorale si faceva appoggiando il PD, e questo lo devo dire con chiarezza. Se c'è qualcuno che ha dimostrazioni contrarie, me lo può dire. Come pure non ho mai fatto nessuna richiesta al signor Sindaco di qualcosa di diverso da quello che mi sarebbe dovuto, da quello che dovevo avere. Ma questo non è un problema. Ci sono state altre persone politiche le quali hanno avuto degli incontri per stabilire o programmare apparentamenti o altro, ma di natura politica e non di altra natura. Il sottoscritto non ha mai partecipato a nessuna competizione o a nessuna riunione e ne è stato invitato. Pertanto ritengo che quello che ho fatto e sto facendo sta nella mia legittimità.
cioè quella di appartenere all'opposizione condividendo parte degli obiettivi rappresentati dal signor Sindaco. E penso che sia chiarissimo. Chi conosce la nostra campagna elettorale sa che noi abbiamo fatto una campagna elettorale di obiettivi con programma e cronoprogramma. Abbiamo impegnato tutte le forze della coalizione di tutte e tre le liste, compreso gli esterni che erano numerosi, a stilare ed a studiare una ipotesi di governo comunale. Quindi, dopo aver fatto questi sacrifici, e devo dire sacrifici, io penso che sto nella mia legittimità e non accetto minacce da nessuno. Questo sia ben chiaro, perché qui stiamo arrivando alle minacce. Io non voglio minacciare gli altri, anzi posso dire che ognuno di noi c'ha il proprio io, c'è chi ce l'ha iper e chi ce l'ha normale, da un punto di vista patologico. Io ce l'ho normale e sto nei miei banchi con la massima serenità, però non intendo per nessun motivo essere minacciato da chi che sia. Oltretutto vi posso dire che i partecipanti delle tre liste civiche, non hanno mai aderito ad una coalizione politica. Grazie. Grazie consigliere, se non ci sono interventi passiamo a trattare il primo punto all'ordine. Prego. Sulla comunicazione? Sì. Prego. Allora, io piglio atto delle dichiarazioni fatte dal consigliere Scalese, perché noi abbiamo vissuto lo stesso fatto con Italia dei Valori la volta scorsa, per cui il fatto che sia integrante all'opposizione non ci può fare altro che le mie di gioia. Però volevo anche precisare, consigliere Montaniglia, che quando qualcuno di noi fa delle dichiarazioni li fa per sé. Lei ci ha addebitato come a me e al consigliere Palumbo sul quotidiano odierno come se avessimo preso armi e bagagli e passati con un europarlamentare. Questo non fa parte della mia etica, perché io ho vissuto nella democrazia, prima nel Partito Comunista, poi nella democrazia cristiana e poi popolare, per cui sono rimasto sempre dove sto. Rispetto a questo la invito per il proseguo, laddove bisogna esprimere dei giudizi, è bene che vengano espressi in base a quelle che sono le verità e le realtà. Ci ho posto, volevo precisare che quando metto dal su 8 pagine di ora, come mi ha detto che ero diventato caragagnano, e tra virgolettato, sono mi sono permesso. Chiedo scusa. Anche perché quello che disse il consigliere Palumbo in aula fu estremamente chiaro, cioè noi avevamo costituito un'associazione di persone che non avevano alcuna ideologia politica, erano delle persone, cioè non politiche, erano delle persone che non avevano mai avuto rapporti con i partiti. Avevamo messo su un programma abbastanza serio, che poi insomma ha avuto pure qualche riscontro, e da questa associazione Città Aperta è nata la lista civica rispetto alla quale siamo arrivati alle elezioni. Dico bene. Per cui oggi addebitarci o metterci delle etichette semi consentite non consento a nessuno, almeno per quello che mi riguarda, penso anche per il collega Palumbo, ma se etichetta dobbiamo metterci abbiamo anche il coraggio di dircelo da soli. Grazie. Grazie consigliere Preziosi. Allora introduciamo il punto all'ordine del giorno, modifica articolo 2 regolamento commissioni consigliari. Visto che tutti i capigruppi hanno evidenziato, così come prevede l'articolo 2 del regolamento delle commissioni permanenti consigliari, in sede di conferenza la necessità di ridurre dal numero di 8 a 7 le commissioni permanenti, sul loro mandato ho preparato una proposta da loro
accettata sul nuovo riparto delle competenze di ciascuna commissione, che vi vado a richiamare nel deliberato. Quindi il Consiglio Comunale, richiamata la legge 14 settembre 2011 numero 148 all'articolo 16, che ha stabilito nuove classi demografiche dei comuni ed un numero di consiglieri comunali ulteriormente ridotto, che nel caso di comune capoluogo di provincia come Avellino è stato determinato in 32 consiglieri, 9 assessori. Valutata l'opportunità, in virtù della sua esposta riduzione del numero di consiglieri, di pervenire ad un'analoga compressione del numero delle commissioni consigliari, osservato che l'articolo 2, comma 1 del vigente regolamento delle commissioni consigliari prevede l'istituzione e il funzionamento di numero 8 commissioni permanenti, ciascuna composta da numero 5 componenti, che è possibile ridurre da 8 a 7 il numero di tali commissioni, rimodulando ed accorpando le loro competenze, come da prospetto che segue, senza pregiudicare in modo alcuno il loro funzionamento. La numero 1, affari generali, personale, decentramento, contenzioso. Commissione numero 2, regolamento ed ordinamento istituzionale dell'ente, stato di avanzamento del programma, trasparenza. La numero 3, programmazione, bilancio, finanze e tributi e patrimonio. La numero 4, lavori pubblici, periferie, igiene e sanità, ambiente ed ecologia. La numero 5, urbanistica, governo del territorio, pianificazione strategica. La numero 6, sviluppo economico, coordinamento attività produttive e commerciali, mobilità urbana, promozione della città, turismo e cultura. La numero 7, politiche comunitarie, istruzione, sport, servizi sociali, politiche abitative e politiche giovanili. Richiamato altresì il comma successivo del menzionato articolo 2 del regolamento, che prevede la possibilità da parte di questo Consiglio Comunale di modificare con propria deliberazione il numero e l'articolazione delle competenze delle commissioni, e la possibilità da parte del Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, di individuare gli ambiti di competenze delle commissioni medesime, atteso che nel corso della conferenza dei capigruppo sono emersi pareri concordanti con la modifica e la rimodulazione sovraesposta, visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario generale, visto l'analogo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario, delibera di approvare. Ci sono degli interventi? Se siamo tutti d'accordo, votiamo. I favorevoli? Unanimità. Per l'immediata esecuzione del provvedimento, stessa votazione. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'ultimo punto all'ordine del giorno da 2 giorni di Consiglio Comunale, modifiche statutarie e comunicazioni, visto che c'è l'accordo ad istituire la Commissione Speciale Statuto nel prossimo Consiglio Comunale, l'oggetto appunto all'ordine del giorno, l'argomento posto all'ordine del giorno è rinviato a data da destinarsi. Grazie, sono le 18:44, la seduta è chiusa, grazie.